La cartolina del 2013 che ci apprestiamo a salutare è quella che ritrae 366 bare allineate, una ad una nell'hangar dell'aeroporto di Lampedusa. È la foto simbolo della più grande tragedia dell'immigrazione mai avvenuta prima. Una vergogna, come Papa Francesco, a poche ore dal dramma, dichiara. Lo stesso Papa che appena 3 mesi prima, l'8 luglio, visita l'isola portando parole di speranza e di solidarietà nei confronti della popolazione, ma anche degli stessi migranti. Una vergogna anche le condizioni in cui per mesi vivono e sopravvissuti all'interno del centro di accoglienza. È una vergogna mondiale le immagini che ritraggono immigrati costretti, nudi, a sottoporsi alla doccia antiscabbia. Tanti fatti di cronaca che funestano il 2013 tra omicidi, tentati omicidi, stragi sulle strade, come quella del 13 novembre scorso sulla Palermo-Sciacca. Nello scontro tra due auto muoiono 5 persone, 3 delle quali di Menfi. Maria Mergola, 25 anni, il figlio di 2 anni, Alberto Titone, e la mamma della donna, Rosa Pilo, 51 anni. Il 14 febbraio un 28enne di Favara, Armando Giglia, muore sul colpo di un incidente stradale verificatosi in via Magellana a San Leone. Altro incidente mortale il 18 febbraio sulla Palermo-Agrigento all'altezza del bivio per Casteltermini. Nello scontro tra un'auto e mezzo pesante perde la vita Gaetano Collura, 48 anni, di Palermo. L'8 maggio a Raffadari muore Antonino Tuttolomondo, 20 anni, coinvolto in un incidente mentre si trova a bordo del suo quad. Il 21 maggio nei pressi di Palma di Montechiaro muore in un incidente Rosario Lumia, 74 anni. L'8 agosto sulla Ravanusa Licata, nello scontro tra due auto, muoiono 2 persone e 4 rimangono ferite. Diversi gli omicidi. L'11 marzo nel Bresciano viene uccisa Marilena Ciofalo, 34 anni, di Porta Empedocle. L'assassina è la sua convivente, Angela Toni, 35 anni, operaia. E scuote il caso del piccolo Sebastian Lupescu, 5 anni, trovato morto il 18 marzo scorso, ucciso dai cioccolatini al pesticida. Diverse le piste sulle quali indagano ancora gli inquirenti. L'indomani, 19 marzo, a Campobello di Licata viene rinvenuto il corpo di un agricoltore rumeno. Si pensa ad un collegamento con il caso del bambino, ma poi la pista viene accantonata. Il 4 giugno il cadavere carbonizzato di Calogero Ciulo di Canicattì viene rinvenuto a bordo della sua auto. Il 25 giugno a Ravanusa, davanti a decine di persone, al mercato settimanale, un uomo, Luigi Gallo, uccide l'ex moglie Giovanna Elongo e ferisce il nuovo compagno della donna. Il 17 gennaio una ragazza di Ribera viene accoltellata dall'ex fidanzato all'interno del cimitero comunale. Il 24 settembre a Burgio un anziano liborio italiano è ucciso nel corso di una rapina. Confessano gli assassini, sono 2 rumeni. E il 24 ottobre a Palma di Montechiaro viene ucciso un ragazzo di 17 anni, Antonio Morgana. Il giovane quella sera si trovava assieme ad altri amici. Poi all'improvviso gli spari. Un caso ancora aperto.